Salut Lombardia. L'etnorazionalismo è il pilastro filosofico del lombardesimo, elaborato negli scorsi anni dal sottoscritto e grazie all'intervento, direi fondamentale, di Adalberto Roncari. L'etnorazionalismo è il punto di vista filosofico del lombardesimo che riguarda una presa netta di distanza dalla metafisica apolide e universalista che caratterizza non solo il monoteismo semitico cui appartiene anche il cristianesimo, ma anche il laicismo e l'ateismo, appunto del tutto irrazionali e votati all'universalismo, che vogliono cancellare l'identità a prescindere dalla religione. L'etnorazionalismo è la perfetta sintesi tra razionalismo e realismo ed etnonazionalismo, tanto che etnorazionalismo rievoca, direi non solo filosoficamente, l'etnonazionalismo. Siamo davvero orgogliosi di aver elaborato questa dottrina, questo caposaldo fondamentale del lombardesimo, proprio perché un vizio atavico, direi, dell'identitarismo è quello di sventolare la bandierina del cristianesimo, parlando soprattutto di identitari europei, pensando che il cristianesimo possa essere ritenuto parte integrante fondamentale della nostra identità. Così non è, perché per quanto il cristianesimo possa essere radicato da circa 2000 anni in Europa, resta un corpo estraneo al pari di giudaismo e Islam, e dunque non è possibile affermare un identitarismo davvero razionale che si rifaccia appunto al cristianesimo. L'identitarismo, soprattutto lombardista, invece, grazie anche all'etnorazionalismo, fa capire che la metafisica cristiana e dintorni va abbandonata, va lasciata alle spalle, proprio per cercare invece di coronare l'identitarismo con del razionalismo emendato dalle componenti illuministiche, un razionalismo che si coniuga mirabilmente appunto al nazionalismo etnico. E questo perché la difesa dell'identità, dell'etnia e delle razze umane è perfettamente razionale. E questo è un punto fondamentale che gli stessi progressisti non riescono a comprendere, antifascisti inclusi, ed è per questo che noi lombardisti ci battiamo per l'affermazione dell'etnorazionalismo al di là di tutte le altre filosofie, proprio perché l'etnorazionalismo è davvero l'ideale per portare avanti un identitarismo e un tradizionalismo che siano razionali e che diano finalmente il giusto peso alla componente etnica, razziale, antropologica e biologica. Certo, capiamoci, sappiamo bene che ad esempio l'identità lombarda ha avuto a che fare per secoli con il cristianesimo e di certo abbiamo ereditato un identitarismo che è anche cristiano, nello specifico cattolico. Tuttavia, oggi dobbiamo andare oltre tutto questo, dobbiamo privilegiare il nazionalismo völkisch e l'esaltazione razionale di sangue, suolo e spirito, dove lo spirito è quel dato umanistico che riguarda mentalità, carattere, lingua, cultura, civiltà. E proprio per tale ragione l'etnorazionalismo serve per rimettere al centro del dibattito un identitarismo che lasci perdere finalmente il cristianesimo per concentrarsi su quello che conta per davvero e che esiste per davvero, che è il dato etnico, il dato razziale, il dato biologico e antropologico. E noi lombardisti siamo fieri di portare avanti questo punto di vista. Come detto, tuttavia, possiamo anche rispettare il retaggio cristiano e cattolico, così come anzitutto rispettiamo la gentilità che riguarda le vere radici dell'Europa e della Cisalpina. Sappiamo anche naturalmente che la gentilità si è interrotta circa 2000 anni fa e non è più esistito un cammino iniziatico e una continuità spirituale. Detto questo, crediamo che sia possibile recuperare la gentilità in una forma razionale e soprattutto culturale, proprio per dare ai lombardi la possibilità di realizzarsi spiritualmente con una religione che finalmente li rappresenti etnicamente, lasciando perdere l'universalismo, il pacifismo, il pietismo, il buonismo del cristianesimo. Un cristianesimo che ovviamente annulla le differenze etniche e razziali, vedendo fratellanza e uguaglianza fra tutti gli uomini.
qualcosa che nell'ottica del lombardesimo è intollerabile, perché pur rispettando tutti i popoli della terra, i veri fratelli dei Lombardi sono i Lombardi medesimi e qualche altra popolazione simile da un punto di vista biologico ed etno-antropologico. Però, come detto, il cristianesimo va lasciato alle spalle, pur comprendendo che rappresenti una parte dell'identità lombarda. E in questo senso abbiamo anche pensato all'idea della Chiesa nazionale ambrosiana, una forma di cattolicesimo altamente identitario che sia sublimato dalla componente pagana della spiritualità lombarda, proprio per avere un culto che sia al 100% compatibile con le terre lombarde. Naturalmente è un'idea, ma è anche una tematica molto secondaria, proprio perché il lombardesimo tende a non occuparsi di spiritualità, di religiosità e appunto di metafisica, pur comprendendo che la spiritualità è ancora per molti un bisogno da soddisfare. E allora siamo d'accordo con l'idea di proporre una forma di religiosità altamente compatibile con la lombardità e in questo senso tutto il mondo cattolico, romano, preconciliare e postconciliare va lasciato alle spalle e l'unica forma di cristianesimo che potrebbe essere tollerata deve confluire in una sorta di paganesimo di origine celtica, gallo-romana e longobarda, ribattezzato come ambrosiano per sottolineare il legame anzitutto con la terra insubrica ma poi con tutte le terre gran lombarde, al fine di consentire ai lombardi di poter avere una spiritualità che non cozzi contro le ragioni fondamentali dell'etnonazionalismo. E in questo senso anche l'idea della Chiesa nazionale ambrosiana è un'idea, una sorta di progetto che abbiamo concepito proprio per dare appunto la possibilità di realizzarsi spiritualmente a tutti coloro che ne sentono il bisogno. Detto ciò, ribadisco che la spiritualità e la religiosità restano qualcosa di secondario nell'ottica e nell'economia del lombardesimo. Fermo restando che consideriamo il cristianesimo anche cattolico, per quanto tradizionalista possa essere, una sorta di corpo estraneo, perché di origine semitica, perché è nato a partire da vicende palestinesi e perché è votato all'adorazione del Dio degli ebrei, che è Geova Yahweh, lo stesso Dio di Gesù Cristo. E a volte suona davvero risibile che diversi cattolici tradizionalisti portino avanti un antisemitismo spirituale che più che altro è giudeofobia, proprio per smarcarsi dal mondo ebraico, un mondo ebraico che è del tutto correlato invece al cristianesimo. Senza mondo ebraico non ci sarebbe stato Cristo e non ci sarebbe stato dunque nemmeno il cristianesimo, anche cattolico. Certo, anche il sottoscritto in questi anni ha cercato di mediare tra religiosità cristiana e religiosità pagana, ben sapendo che il cristianesimo attuale è parte del mondialismo e che il paganesimo ridotto a neopaganesimo è troppo spesso una pagliacciata. Però alla lunga mi sono reso conto che cercare di conciliare l'inconciliabile è una perdita di tempo, è un'assurdità ed è uno spreco di forze ed energie che andrebbero invece convogliate in altri settori molto più importanti, proprio per far comprendere appieno come sangue, suolo e spirito siano i fondamenti basilari del lombardesimo. L'etnorazionalismo ci consente di avere una filosofia altamente razionale, perché la ragione deve essere il faro di tutti i lombardi, ma una ragione che dia il là a un razionalismo slegato da ogni accezione illuministica, perché da lombardisti condanniamo l'illuminismo e condanniamo tutto quello che è giacobino e massonico, e ci mancherebbe altro. Però il razionalismo è fondamentale e deve essere coniugato al razzialismo e all'etnonazionalismo, e da ciò ecco l'etnorazionalismo, che è la cifra filosofica dell'ideologia lombardista, proprio perché comprendiamo l'importanza della ragione, l'importanza della verità, della realtà, anche se spesso verità e realtà non coincidono, ma comprendiamo anche che è possibile affermare un razionalismo soltanto se partecipa delle vicende dello stesso identitarismo e dello stesso tradizionalismo, senza contraddizione con quanto detto poc'anzi sul cristianesimo.
perché tradizionalismo non è soltanto cristianesimo e cattolicesimo nel nostro caso, ma è anche e soprattutto patriarcato, mentalità virile e guerriera, difesa dell'eterosessualità, difesa della famiglia naturale e tradizionale, difesa dei legami monogamici. Tutto questo fa parte della civiltà indoeuropea che abbiamo ereditato dai nostri padri e quindi non è più una questione di cristianesimo o cattolicesimo, è una questione di indoeuropeismo e il lombardesimo è fortemente ammantato proprio di indoeuropeismo o arianesimo che si voglia dire. Questo per far comprendere appunto che la nostra eredità fondamentale è indoeuropea e agli indoeuropei dobbiamo la nostra stessa identità, proprio perché, dopo tutto, siamo ancora oggi indoeuropei e come tali, grazie all'etnorazionalismo, possiamo rimettere al centro di tutto la vera identità, la vera tradizione, emendate finalmente da quei corpi estranei che purtroppo fanno finire la Lombardia e l'Europa stessa nel tritacarne del mondialismo, perché volenti o nolenti è proprio così. E allora viva l'etnorazionalismo, viva il lombardesimo e viva identitarismo e tradizionalismo genuini fortemente correlati al mondo indoeuropeo. Salut Lombardia!